Heather McPallister. Ci si è sempre chiesti dove Liliana avesse lasciato i telefoni il 14 dicembre e anche cosa avessero fatto i telefoni degli altri nostri protagonisti, ma si è sottovalutato il fatto che varcando il confine, quindi a pochissimi chilometri da Trieste, e parliamo quindi di Slovenia, ma parliamo anche di Croazia, è possibile comprare delle SIM senza lasciare alcun documento, quindi SIM a tutti gli effetti anonime ed irritracciabili. Allora, se uno dei nostri protagonisti si fosse dotato di una SIM del genere, sarebbe stato impossibile con nome e cognome andare a risalire tramite celle telefoniche agli spostamenti effettuati. Ciao, dei bambini. Sì. Sì, ti abbiamo finito? Sì.